Guardare il passato per capire il presente e soprattutto pensare al futuro. Benvenuti in un'altra puntata di 40. Questa volta che cosa vi racconteremo? Vi racconteremo perché la fortuna di Matteo Salvini parte da Treviso. E poi invece parleremo dei nostri vigili del fuoco. Avete sentito il prefetto Laganà ha scritto a Roma perché ce ne sono sempre troppo pochi. Allora cercheremo di vedere il loro passato per capire quanti ce ne servono e soprattutto come devono essere preparati. Infine andremo a Riese Pio X parlando appunto di Vigili del Fuoco. Sabato scorso c'è stato un importante incendio che ha messo in discussione la presenza di attività produttive all'interno dei nostri centri storici, nel caso di Riese Pio X e questo. E ne parleremo proprio con il sindaco Guidolin, tracciando non solo la presenza di attività produttive, ma una presenza turistica, perché noi siamo un territorio dedicato al futuro e nel caso di Riese Pio X ovviamente il turismo è quello religioso, visto che è la terra dei due, anzi dei tre papi, perché pare che anche Papa Roncalli sia passato da quelle parti a suo tempo. Tutto questo naturalmente dopo la sigla. Con il professor Gianfranco Miglio stasera si parla delle leghe, un fenomeno dilagante negli ultimi tempi. Ecco, innanzitutto un fenomeno destinato a durare a suo avviso nel panorama politico italiano oppure no? Ma io credo che tutti i segni lasciano prevedere che il fenomeno è durevole, il fenomeno si sta estendendo, naturalmente nessuno può fare previsioni molto precise sull'avvenire, ma se dovessi fare una scommessa, io scommetto che è un movimento che dilagherà. Giampaolo Gobbo, scommessa vinta? Buonasera. Ma buonasera intanto a lei e a tutti i telespettatori. Ma io è un po' emozionato sì. aver visto Miglio, eh? Ma certamente, cioè, quando che si parla di passato è ovvio che nel cuore... Ma qui parliamo di presente e di nel futuro. Cuore, sì, ma assolutamente, ma si guarda al passato, è fondamentale, perché se non c'è passato non si conosce neanche dove si andrà nel futuro e soprattutto dove si è nel presente. Sì, diciamo di sì, è evidente che le leghe hanno avuto una grandissima espansione. Senta, però noi siamo qui perché vogliamo raccontare il fatto che se adesso Matteo Salvini e la Lega, il primo partito d'Italia, tutto parte dal Palazzo di Trecento e da Treviso, e ve lo dimostro con il primo inserto, l'RVM 1, con un convegno del 1983. Guardate queste immagini, che sono immagini in esclusiva, presumo. Certo. Sono le immagini del Salone dei 300, certo. Credo sia per la prima volta che si vede la bandiera. Assolutamente. Ecco, adesso l'abbiamo convocata perché questo è il congresso dell'83, sì. il congresso straordinario. 27 Ce lo novembre. racconta e ci racconta questi volti, perché lei c'è. novembre. Chi sono? Certo. Chi sono? Sì. Ma intanto ho visto prima che parlava, era Carletto Baccioli, il nostro primo tesoriere della Liga Veneta, e tantissime persone che adesso mi passano davanti, infatti mi ricordano veramente i tempi d'oro di quei momenti, che erano momenti molto tristi, perché segnava la prima rottura del movimento già nell'83, cioè già dopo aver conquistato un deputato e un senatore. Esatto, perché poi voi nell'83 riuscite a conquistare Tramarin, mi pare al deputato, e Girardi invece al senatore. E Girardi al Senato. Ecco, in quel momento la Lega di Umberto Bossi, cioè la Lega Lombarda, dov'è e cosa sta facendo? No, già c'era il nocciolo, perché bisognerebbe parlare mentre voi dall'inizio. eravate già strutturati. Noi eravamo già strutturati, tanto è vero che noi abbiamo aiutato, cioè con Rocchetta e tutti gli amici di quel tempo, abbiamo aiutato l'Arnassita Piemontese di Gremmo e la Lega Lombarda di Bossi, eccolo là, nascosto. Non so se lo riconosce. Caspita, tutti riconoscono. E questa invece? Qua c'è La la Marilena, esatto, che
sì, con quei due giornalisti. Sono immagini straordinarie, sono storiche. Perché, ecco, ma la domanda che le faccio è, voi nell'83 eravate seguiti oppure, diciamo così, Sì. eravate un fenomeno, come No, dire? no, assolutamente, anzi, no, ma diciamo che stavamo dando assolutamente nell'occhio e le elezioni dell'83 sono state il punto fondamentale e cruciale, ma diciamo che è anche stata la prima, diciamo, il congresso l'abbiamo voluto, hai detto Rebeggiato, esatto, l'abbiamo voluto fortissimamente a Treviso e fortissimamente a Palazzo di Trecento, Cioè, da qui- perché era la prima volta che ci si presentava in un luogo assolutamente storico e pubblico, ma non solo sede del Consiglio Comunale di Treviso. Ecco, Franco con Carletto Ecco, Baccioli. ma come siete stati accolti dalla città? Cioè, io Beh, qui- era un congresso per cui non c'era grande diciamo, empatia in quel momento, ma la città, io ricordo, essendo qui a Treviso, L'avvocato Manavelli. ah sì, infatti il notaio, Il notaio. esatto, al quale partecipavamo, al quale avevamo anche già delegato altre nostre azioni, era proprio per la decisione sulla segreteria del movimento, che essendo Tramarin il segretario non poteva rimanere in carica come deputato, ma secondo statuto doveva lasciare al primo dei non eletti, oppure appunto, e qui rimanere segretario, oppure appunto diciamo dare la segreteria ad un altro militante, ad un altro segretario, con un consiglio, con un congresso, diciamo. Guarda che questi volti qua chi sono? Io non li... Beh, ma no, ci sono tantissime persone che riconosco, adesso andando un po' più in precisione possiamo anche, Dopo casomai ne anche rivediamo. definirle. Però io sì. adesso le faccio vedere un'altra cosa, perché così andiamo via velocemente. Allora, questo è il 1983 83. e mi sembra che sia un po' più, fra virgolette, diciamo un congresso però di persone, diciamo così, quasi un cenacolo un po' aperto. No, direttore, ripeto, il congresso sarebbe una cosa chiusa. C'è stato un po' di persone, Ma eravate già erano seguiti? su invito, ma è un congresso. No, ma È la chiuso. domanda è, eravate seguiti ad esempio dagli industriali, dalla nomenclatura? Sì, ma no, ecco, qua è una questione, è sulle persone. Io devo dire che ho avuto una grandissima spinta dagli ex allievi del Collegio Pio X, perché avevo agli inizi i primi proprio personaggi importanti di Treviso che mi davano spinta e spirito anche per questo. Ma io ricordo comunque che la lingua veneta veniva proprio parlata dagli intellettuali, dalla gente, dagli industriali. Le dico questo in quel periodo ma soprattutto nel Consiglio Comunale di Treviso si parlava in trevigiano, in veneto, senza tanti problemi. Però volevo fare un salto in avanti, passiamo al 1990, la sera in cui abbiamo intervistato Miglio, anzi il collega Masini ha intervistato Miglio, c'è stato l'incontro degli industriali organizzato proprio con appunto il professore. Vediamo le immagini perché vediamo la differenza sulle presenze, l'inserto è l'11. E devo dire che sono rimasto colpito io per primo, perché nelle immagini, eccole qua, siamo nel 1990. Certo, c'è tutto un'altra. Ma è una platea diversa perché è aperta. No, questo non era un congresso, questa era una riunione nella quale, esatto, questo è. Allora, Ma qua è le associazioni industriali, sì. Ecco, l'associazione industriale quando era ancora al Piazzetta Sant'Andrea. Certo. E hanno chiamato Miglio, certo. Esatto, hanno chiamato Miglio per un dibattito, poi c'era anche De Rita, mi pare fosse Certo, del Censis, De Rita, già a quel Censis. tempo, e ci fu un dibattito. Ma la cosa che mi ha colpito, adesso lo vediamo successivamente, è proprio la prima linea nella platea, ed è fatta dalla nomenclatura della Democrazia Cristiana, adesso la vediamo insieme. E quindi voglio dire, sembra quasi, a parte che poi appunto abbiamo i volti, anch'io, anche ecco, Mauro, esatto, poi c'era la nostra telecamera e c'era anche un collega che adesso è qui dietro in regia che faceva le riprese, che è Roberto De ragazzino. Ecco qua, adesso cominciamo a vedere i volti. Certo. Cominciamo a vedere i volti della Democrazia Cristiana del tempo. Assolutamente. Poi abbiamo anche, ecco, che segnale era il fatto che ci fossero gli onorevoli, diciamo i volti storici Tony Marta, tanto per intenderci, la Maria Margaretto.
No, ma è Un riconoscimento già a quel tempo oppure nel 90 già eravate molto ben strutturati? No, attenzione, noi siamo passati naturalmente per 3 fasi. La prima fase è stata quella proprio della ridicolizzazione, poi della negatività totale col concetto del razzismo imperante e poi ancor più col timore di quello che stava accadendo, cioè della captatio benevolenza dei cittadini veri. E qua è la realtà dei fatti, il vero cambiamento. Ma diciamo anche che, e qua concordo con un grande amico della Lega, che è stato della Liga e della Lega, che è stato il professor Ulderico Bernardi. E qua devo dare atto anche a voi, perché Ulderico Bernardi dice chiaramente che quei grandi movimenti autonomisti hanno avuto lo spunto con l'apertura e la visione dei mass media locali. E quindi su questo è stato fondamentale il rapporto delle televisioni private e dei giornali locali. Adesso noi andiamo in velocità perché ho tantissima roba a farle vedere ai nostri telespettatori e andiamo a sentire la seconda parte dell'intervista del professor Miglio. Sentite cosa dice e non so, un riferimento all'oggi. Sentiamolo insieme. La stampa dà un giudizio negativo nei confronti del diffondersi delle leghe. A suo avviso è corretto questo giudizio ed eventualmente quali sono gli aspetti positivi di questo fenomeno politico? Ma prima di tutto il fatto è questo, che io non credo che la stampa sia tutta orientata in quel senso. Direi che i giudizi affrettati, velenosi che vengono pronunciati sulle leghe derivano semplicemente dalla stampa che è al servizio ed è collegata, in quella ragione il senatore Bossi, è collegata al sistema politico attuale. È del tutto comprensibile che una stampa relativamente libera, cioè legata per ragioni di interessi al sistema politico, si opponga a un movimento che minaccia di scuotere quel sistema politico. In attesa di passare al servizio dei nuovi padroni, intanto difendono quelli vecchi. Ecco, l'ultima cosa, a suo avviso il successo delle leghe deriva più dalla sconfitta dei partiti oppure dai valori che portano avanti in primo luogo il federalismo? Ma soprattutto deriva dal fatto che corruttela e inefficienza hanno raggiunto livelli tali per cui i cittadini decidono di rifiutare tutto il sistema vigente e coloro che li impersonano. Quello di oggi, però non so perché, ma mi fa molto grillino. No, Come tema, no? Niente da dire, ma niente da dire, ma è un'osservazione molto profonda. L'avevo praticamente preceduto col discorso fatto 5, 6, 7 anni prima dal professor Bernardi, col discorso appunto dell'avvento delle televisioni private, quindi svincolate dal potere dei partiti. Però dopo lui dice e quindi autonome. Si va verso le leghe perché come dire, c'è un sistema che sta crollando e c'è una corruttela. Ma è tutto quello che è successo ed accaduto e che stava accadendo. Lui, non dimentichiamolo, era il costituzionalista di Bettino Craxi, quindi sapeva bene anche come funzionavano i partiti a quel tempo e il suo stesso partito, con tutto il bene che voglio al professor Miglio, e attenzione. Quindi sapeva già. No, non siamo neanche a mia qui col cappello de paia in testa, no? Quindi sapevamo benissimo da che pulpito veniva la predica, ma sapevamo anche che la forza e la capacità che aveva Miglio di poter interloquire proprio con il potere cosiddetto di allora. Attenzione che Craxi è stato il primo a farci molto male. Sì, con tutto il sistema, diciamo, di presunzione che la Liga e la Lega appartenessero a movimenti di estrema destra, pur avendo avuto grosse infiltrazioni Qui si parla precedenti. di movimenti autonomisti e movimenti federalisti, è anche questo un tema. L'autonomia è un tema che è ricorrente, addirittura in un'altra puntata la richiamerò, perché io trovo il tema dell'autonomia declinato ogni volta che parla un tale che si chiama Carlo Bernini. E quindi stiamo parlando di anni 80. Ma non solo, guardate, ma vedete, intanto partiamo dalla Costituzione italiana, che prevede la forza diciamo della logica regionalista e quindi autonomista.
ma attenzione, e prevede le regioni che vengono create 20 anni dopo la Costituzione, circa, qualcuno in più o in meno, perché vengono create nel 71, cioè sono operative nel 71. Nel 71 l'articolo 1 dello Statuto e l'articolo 2 dello Statuto della Regione Veneto parlano specificamente di un Veneto autonomo e di un autogoverno del popolo veneto. Quindi abbiamo 3 concetti fondamentali. Uno è quello della regione e quindi un concetto federalista, perché parla l'autonomia in base alla Costituzione e ovviamente nella unità dello Stato italiano. Quindi è già fondamentale, cioè i costituzionalisti già l'avevano visto, altro che Bernini. E poi nel 72 parliamo di altra logica sul concetto di popolo veneto e soprattutto di autogoverno. Cioè, più di così non lo so, se queste cose fossero state attuate, i movimenti autonomisti e i movimenti federalisti in Italia sarebbero, se ci fosse un'Italia come la Germania con i vari Länder e con tutto quello che si attiene, non credo ci sarebbero stati i vari scandali che c'erano, perché intanto con il federalismo e quindi con le autonomie locali hai più controllo dell'amministrazione sul territorio e quindi hai più verifiche immediate e quindi più capacità di resistenza nel potere politico, diciamo, o meno, a seconda dei comportamenti e ovviamente della legalità che sai esprimere e soprattutto della attività che tu sai fare. Quindi qua stiamo veramente discutendo di cose che i costituzionalisti avevano già visto, quindi ma per carità adesso sono tutti bravi o dopo sono diventati allora adesso noi andiamo bravi. avanti con un'altra cosa, perché il tema è enorme, potremmo fare veramente una puntata intera, però io ho tante cose da far vedere e devo stare più veloce. Questo vale, diciamo così, per un discorso. Intanto devo dire, orgoglioso da partiti dall'83 arrivati ad essere il primo partito d'Italia. Io dico partito dall'80. Però qua a Treviso avevamo già con Andrea Michelon, Mauro Michelon, Francesco Carnio, i Cuzzini, la Maria Margaretto, però, diciamo, Piero Zaro. Però l'83 lì c'è la prima immagine, diciamo, ufficiale, il primo congresso ufficiale, cioè partiti. Non è un congresso, no. Cioè è un congresso, ma, scusa, è un congresso, non è un presentarsi però diciamo è un atto primo proprio sì non è, ma comunque è il terzo congresso. Era per capire. Comunque contento, insomma, che la cosa partita da Treviso sia arrivata. Che la ragione sociale e quello che si è fatto, io credo che ha raggiunto nel 2010 il governatore veneto con il grande nostro attuale governatore Luca Zaia, io credo che la mia storia politica sia stata quella di aver effettivamente portato a questi risultati. Quindi... Allora adesso invece sentiamoci un'intervista a Marilena Marini dell'85, perché qui abbiamo parlato di, diciamo, un partito che sta crescendo, che è cresciuto adesso praticamente è il primo partito d'Italia, però anche di un partito che cercava di entrare a quel tempo nelle realtà locali. Qui abbiamo Marilena Marini che racconta come la Liga Veneta correrà nell'85 per entrare in consiglio comunale. Regionale. Anche comunale. Sentiamo l'intervista di 702. Certo. Sì, ormai è ufficiale, avevamo già annunciato che ci saremmo presentati dove avevamo uomini, dove anche la gente richiedeva, quindi era prevedibile che Treviso sarebbe stato forse la prima città del Veneto dove ci saremmo presentati alle comunali. Ecco, noi abbiamo già detto in generale che le elezioni che riteniamo più importanti sono naturalmente quelle regionali e provinciali, dove si può lottare di più per raggiungere l'autonomia, ma avevamo già annunciato nelle nostre manifestazioni che anche alle amministrative presenteremo qualcosa di nuovo, cercheremo cioè di presentare un nuovo modo di amministrare, più vicino alla gente e con meno intralazzi anche possibilmente, diciamo. Bisogna fare una precisione, il giudice ha stabilito, l'aveva sempre detto, che non ci sono due tronconi
della Liga Veneta, che la Liga Veneta è una sola, e quindi ha decretato che c'è un segretario unico che appunto è Rocchetta, e pensiamo che la gente dopo un anno appunto che ci segue in queste vicende e più 3-4 anni che ci segue appunto nella nostra lotta politica abbia potuto capire che non era una lotta né per il potere né per i soldi, ma proprio per difendere il nome della Liga e un modo nuovo di concepire la politica. Ma ritengo che nessuno dovrebbe aver paura della Liga Veneta, perché noi non facciamo paura a nessuno, perché entriamo per collaborare, per lavorare per la cittadinanza. Comunque il solito discorso, dove prendiamo i voti, li prendiamo in tutte le aree, perché la gente ci vota come movimento politico, quindi non è legata all'ideologia, perciò abbiamo motivo di credere, e anche confermato, che i voti vengono un po' da tutte le aree possibili. Sì, il capolista è sicuramente Rocchetta, poi gli altri nomi saranno resi noti il giorno che presenteremo la lista. 1985, chi ha paura della Lega? Nessuno deve avere paura, anzi della Liga. Ma infatti, ci sono stati tantissimi episodi e precedenti, perché anche alle europee dell'84 ci eravamo presentati noi con i pensionati uniti. Intanto le faccio vedere delle altre immagini, perché andiamo via veloce. L'inserto 13, intanto che parla, perché facciamo vedere la Lega attiva nel territorio, in questo caso a Vedelago. Allora diceva che c'era... cioè il Munaron. Bravo, esatto, vedo che... È grande Renato Focci. Allora, vi eravate presentati già nell'84 per le europee. Per le europee certamente diciamo che non avevamo sfondato, perché le europee certamente hanno un contesto diverso e più diciamo importante, ma comunque rafforzavamo e continuavamo ad avere un sacco di amici che venivano, eccola qua, esatto, è già il concetto di Lega Nord, e c'è già il concetto di Lega Nord, quindi c'è un grande sostenitore, un grande patriota è stato Renato Focci. Ecco, come è cambiato il popolo leghista da quel tempo? No, devo dire che se parliamo di popolo leghista, certamente là c'era prima proprio, diciamo, una questione anche intellettuale di storia e di coscienza di essere popolo, perché ricordo che il Veneto, la Repubblica Serenissima, per 10 secoli ha battuto moneta, cioè non esiste al mondo una così lunga e perpetrata, diciamo, storia di una nazione, di uno Stato. Però ma non veniva insegnato, cioè tutte le situazioni che venivano fuori erano anche in contrasto dal fascismo all'unità d'Italia, con tutto quello che praticamente ha portato, cioè la negazione della nostra storia, della nostra cultura, della nostra lingua. Ma dicevo il popolo leghista, cioè quello che abbiamo visto lì, il Munaron, ma ci sono quasi quelli che non sono morti, quelli che non sono morti sono quasi tutti, e oserei dire che se non sono nella Lega Nord attuale sono in altri movimenti autonomisti, o anche diciamo. Quindi il concetto è talmente forte che va oltre, è la identità di popolo. Adesso le faccio vedere un volto che parla di un'altra cosa, però quanto ha contato questo volto in un processo di identità non solo della Marca, del Veneto, ma dell'intero nord-est? L'inserto è il 12. Questo volto qua, Giorgio Lago. Grande Giorgio. Quanto, si parlava prima di comunicazione e comunicazione locale, quanto molto vicino a noi certamente, io dico illuminato, ma anche nella sua storia umana e personale. È lui che scrive poi il giornale del Nord-Est, è lui che vuole bene, certo, ma era a Gazzettino addirittura. Quando è diventato direttore è stato ma ricordo le serate con Beppi Covre e Giorgio Lago, ma serate eccezionali, di grandissima cultura, ma di grandissima realtà autonomista. Tutti sono stati importantissimi, dal primo all'ultimo, ma certamente sono svincoli. Noi la nostra preoccupazione era quella di non essere emarginati, diciamo, ma di essere considerati, non dico nemmeno alla pari, ma considerati, cioè poter avere una tribuna dalla quale parlare, e Giorgio Lago ci ha dato questa possibilità. Prendo un altro minuto al nostro regista Andrea Basso, perché devo far vedere assolutamente una cosa.
C'è un concetto che adesso dice Umberto Bossi in un'intervista che abbiamo fatto su Francesco Cossiga nel 1991 ed è un concetto che secondo me casca a pennello in questo momento politico attuale. L'inserto è il 14, sentiamolo insieme, è brevissimo. Onorevole Bossi, le leghe ricevono spessissimo critiche dalle altre forze politiche. Cossiga addirittura dall'Inghilterra manda a dire che le vostre scelte sono spesso inutili, se non addirittura sciocche. Una sua risposta? Ma il fatto che lei metta assieme le forze politiche e Cossiga, forse involontariamente, ha dato la spiegazione dell'intervento, del perché dell'intervento del Presidente della Repubblica. D'altra parte la risposta gliel'ha dato l'elettorato alle ultime elezioni e magari sarà un Presidente della Repubblica duro d'orecchi, ma l'elettorato non ci abbandona certo per certe accuse che non si fondano su niente. Perché ho fatto questa cosa? Perché si dice che tutto questo momento politico sia configurato perché la Lega non possa eleggere il capo dello Stato prossimo e che avere il capo dello Stato, diciamo, un po' in contrappunto serva a mantenere degli equilibri. Secondo lei? Allora, per adesso io credo che sia tutta fantapolitica perché il mondo cambia ed è cambiato e lo vediamo e lo tocchiamo con mano. Se pensiamo che non è mai stato in Italia che ci sia la maggioranza di regioni governate dal centro-destra, perché siamo 11-9 adesso, bisogna dire la verità. Quindi io credo che tante cose possono cambiare, perché non sono certo i partiti o le politiche dei partiti, ma sono gli elettori che possono dare la possibilità. Vede, qua c'è il concetto che è la coerenza dei partiti, la serietà dei partiti, la fattività dei partiti, e devo dire che i cittadini del Sud si sono accorti anche di come funzionano le cose nelle regioni guidate diciamo dal centro, ma dai leghisti, soprattutto al nord. Parlo di Veneto con Luca Zaia, che è il primo, diciamo, governatore che piace alla gente, ma piace a tutta l'Italia. Parliamo dell'attuale Fontana, ma parliamo precedentemente di Maroni e di tanti altri governatori nostri, con i giovani fugati a Trento e Massimiliano Fedriga in Friuli, e vedono come funzionano le cose. Io sto finendo il tempo, ho due cose ancora velocissime. La prima, una domanda e una risposta secca. La Lega e il governo tra quanto? No, io credo che... A guida del governo. Ma io credo che nella primavera prossima possa essere una data... La seconda, nel frattempo faccio preparare le immagini, è un servizio, lo dico al nostro regista, con un'immagine del sindaco Vittorino Pavan, vorrei farla vedere perché domani si ricorda un anno della morte del sindaco Vittorino Pavan. Adesso glielo chiedo perché lei ha fatto il sindaco. Secondo lei merita un ricordo chi è stato sindaco della città, contemporaneamente è quello che ha sviluppato il Cafoncello e ha portato avanti il LUS 10 a un anno dalla morte? C'è un dibattito in corso per questo sindaco, visto che lo vogliamo ricordare. Vediamo l'immagine, dopo rispondiamo. Vediamo un po' l'immagine, se il nostro Andrea Basso ce la fa vedere, perché secondo me è un tema sulla quale Treviso, eccolo qua. Questi qua che sempre cercate. Ma che cazzo. Allora, secondo lei no, mi pare di capire. No, non è questione di no, ma la storia è comunque, cioè la storia non si cambia, il passato è passato. Credo comunque che su tutto quello che è stata l'evoluzione, ma è il concetto, perché ad esempio la grande forza della sanità nel Veneto sono gli operatori, dall'ultimo che pulisce agli infermieri, ai medici, ai primari, che sono amanti della loro professione e del loro mestiere da sempre, e quindi c'è una etica e una moralità nella sanità in Veneto che è storica e continua, perché ancora adesso abbiamo, purtroppo, sapendo che l'80% diciamo delle spese dello Stato e delle regioni è nella sanità, ricordo che dove viene spesa bene è fatta bene, ma non è solo una questione di soldi, perché ricordo che in certi reparti fanno anche centinaia se non migliaia di ore senza prendere un twin, cioè questo significa anche fare il lavoro, perché c'è un'etica e c'è una morale che spinge effettivamente
e dopo una gestione molto oculata e molto soprattutto realista e soprattutto che guarda al futuro, che anche, parlo di Francia, ma anche la Germania ci invidiano. Va bene, allora abbiamo saltato tante cose, ma il tempo è quello che è. Grazie di essere venuto con noi, essere stato qui con noi a Giampaolo Gobbo. Abbiamo fatto un bel passaggio dal passato pensando al futuro, e vediamo cosa succederà questa primavera, quindi ci ritroveremo sicuramente. Adesso una piccola pausa con la pubblicità e poi riprenderemo parlando dei nostri vigili del fuoco. Molto bene. Probabilmente in seguito. Pronto? Emilia, senza un passo qua sul posto. No, che era un incendio, fuga di gas, buttano gas del paese. Arriva i vigili del fuoco e in quel momento la cosa è esplosa. Siccome dovrebbero arrivare di là, tu mi aspetti qua? Sì. E io vado a prendere... 56. L'emergenza era scattata alle 7:30, una fuga di gas da un'autocisterna aveva trasformato il deposito della Butangas di Paese in una polveriera. Alle 7:50 Paese fu scossa dal primo boato, ne seguirono altri due. Nello stabilimento c'era una terribile esplosione che causò la morte di 2 persone, l'operaio specializzato Claudio Mardegan di 39 anni e il custode del deposito Gottardo Parisotto di 40. E stiamo vedendo le immagini realizzate subito dopo, avete sentito anche i commenti, perché queste proprio sono le immagini originali, i grezzi come diciamo noi in termini. In studio l'avete visti, li abbiamo fatto vedere per un attimo, abbiamo un veterano, anzi uno di chi c'era presente, ovvero Orlando Borghetto, capo reparto in pensione oggi, e invece in attività l'ispettore Sergio Zambon. Grazie per essere venuti. Grazie a voi. Ecco, vi abbiamo convocato perché partiamo da questa immagine per dire il vostro non è un mestiere, è una missione. Allora, intanto riguardando queste immagini, Borghetto, una vita per salvare gli altri? Beh, diciamo che questo intervento è stato forse l'intervento più impegnativo che ho conosciuto nei miei 40 anni di Vigili del Fuoco. È stato un intervento che ci ha permesso di salvare la popolazione di paese, perché la situazione che stava sviluppandosi era effettivamente una situazione particolarmente problematica. Sì, perché lì rischiava di saltare per aria proprio tutto il paese, insomma, perché il carico era forte. Però siamo qui per parlare del vostro intervento, della vostra missione. Quanti interventi grandi e piccoli, ma che comunque vi vedono coinvolti? Soprattutto per ogni intervento c'è una sorta di scuola, un insegnamento. Ad esempio queste immagini, questo intervento, che cosa vi ha insegnato? Beh, diciamo che a noi, ma alla stessa amministrazione, e mi riferisco all'amministrazione degli interni, questo intervento ha insegnato che bisogna sempre migliorare, nel senso che l'evolversi della società che abbiamo conosciuto in quegli anni, poi eventualmente dirò qualcosa su questo, ha obbligato il Corpo Nazionale ad adeguare il comportamento, le iniziative, appunto alla prevenzione, eccetera. Faccio solo un esempio.
I dispositivi di protezione individuali che oggi hanno i vigili del fuoco, Tradotto? il vestiti rossi che vedremo esatto, adesso. voi vedete i vestiti rossi di quegli anni, se voi li paragonate a come oggi indossano e che tipo di dispositivi individuali indossano i vigili del fuoco, vedete che c'è stato un cambiamento enorme. E purtroppo il cambiamento, l'inserimento di nuovi dispositivi di protezione individuali sono anche derivati da quell'esperienza della Butangas. Da quel momento in poi anche l'amministrazione ha studiato nuovi dispositivi di protezione Quindi individuale. guardando il passato si migliora il presente per lavorare meglio il futuro. È così. Sergio Zambon, guardando queste immagini, lei quel giorno lì dov'era? In ospedale, chiamato a dare una mano alle persone che stavano arrivando in ospedale. Mia sorella mi aveva chiamato alle 8 di mattina, mi ha detto stanno arrivando un sacco di vigili del fuoco, che è successo qualcosa di importante. Non sono andato alla Butangas, sono andato in ospedale e lì ho potuto dare il mio contributo. Ecco, perché lì ai vigili poi che cosa è capitato? Perché ci sono stati 2 morti, ma che cosa è successo? C'è stata un'esplosione di gas, noi siamo stati coinvolti, bruciati, e siamo stati coinvolti anche dall'esplosione. E per cui molti dei nostri colleghi portano ancora oggi il segno di quell'esperienza. Quindi i dispositivi in quel caso non hanno protetto, mi pareva i dispositivi in quel caso ci hanno salvato, però da quell'esperienza noi abbiamo migliorato tantissimo. I dispositivi di protezione individuali che abbiamo adesso sono anche dispositivi di protezione individuali che ci proteggono per il gas, diciamo, abbiamo il sottocasco, abbiamo tutta una serie di cose, ma sono migliorate le attrezzature, per cui gli esplosimetri, ma è migliorata la mentalità. Ecco, io ho voluto far vedere questa cosa qua, perché c'è un vigile del fuoco che fa le riprese. Vuol dire che voi riprendete le scene per poi studiarle Sì, perché in comando. poi quando torniamo alla sera in comando ecco, poi facciamo... anche questo è una tuta che usate voi oppure Questa è una tuta da attraversamento e di avvicinamento, mentre le divise che abbiamo in questo momento in dotazione come dispositivi di protezione individuale sono le divise che ci permettono di rimanere 15 minuti all'interno delle fiamme, 15 secondi all'interno delle fiamme. Con queste non con questa, ma con quello che usate quando siete in esterna. Allora adesso facciamo un salto indietro nel tempo, perché vi voglio raccontare i nostri vigili del fuoco, non solamente per, diciamo così, le immagini che ad esempio questa da Butangas abbiamo viste più di qualche volta perché sono quelle più eclatanti, ma anche nell'attività comune, nell'attività di tutti i giorni, anche se un incendio non è mai una novità. Tra l'altro l'ultimo l'abbiamo visto sabato sera, con un intervento perfetto che ha circoscritto le fiamme, ha impedito che entrassero in altre case, devo dire azione perfetta. Stiamo parlando di Riese Pio X. Riese Pio X, esatto, poi avremo addirittura il sindaco con cui commenteremo proprio questo. Vi voglio far vedere le prime immagini del primo incendio che noi abbiamo in archivio, che è dell'83, ed è l'incendio della Enerev, ed è l'inserto 02, ed è un incendio un po' particolare per 2 motivi. Primo, teniamo magari il sottofondo l'audio, primo perché ci siete voi che state intervenendo, ecco qui ad esempio ci sono delle azioni che mi pare che, non so se adesso sarebbe l'operatività sarebbe la stessa, credo di no perché poi nel tempo cambiano, giusto? Qui siamo nell'83, quindi siamo un po' di anni fa, l'incendio rimane sempre uguale. Qui siamo a Volpago del Montello, l'azienda è quella che produceva Matarassi, faceva addirittura pubblicità nazionale, e poi appunto c'è, ad esempio in queste attività voi vi trovate molte volte a dover stare attenti non solo ad accedere per spegnere il fuoco, ma anche evitare che vi crollino addosso. Gli operatori del soccorso devono lavorare in sicurezza, perché altrimenti dobbiamo avere altri operatori di soccorso. E questo è importante per quelli che si offrono volontari e poi magari invece di dare una mano creano più problemi. Devo dire la sincerità, però partendo da queste immagini c'è un'eredità, questa eredità è stata migliorata e ogni giorno con i corsi che facciamo quotidianamente, in particolare Comando di Treviso su questa cosa è molto forte, noi facciamo corsi per migliorare le nostre abilità. Dico anche che ci sono un sacco di persone che entrano da noi, hanno un sacco di talento, queste abilità possono essere solo migliorate e le eredità lasciate da questi nostri vigili del fuoco, che sono tutte persone che in questo momento noi riconosciamo benissimo, poi sono state migliorate. Sono stati migliorati i presidi antinfortunistici e anche le tattiche di intervento. Tecniche. Ma li riconosce questi i suoi colleghi? Sì. Quegli anni, io sono entrato nel 76.
Del 76. E questo incendio se lo ricorda? Sì, quello dell'Enel. Ecco, magari torniamo indietro con un po' di immagini così vediamo se che ce le commenta. Sì, sì. No, qui c'è l'intervista. Torniamo un po' indietro, Andrea, che forse è più importante. Ecco, mi interessava collocarlo nel periodo preciso questo intervento, nel senso che io sono entrato nel 76, questo intervento è avvenuto nell'83. Quando io sono entrato, il lavoro prevalente dei Vigili del Fuoco erano sostanzialmente due. Uno era il lavoro legato a incendi di stalle e di fienili, perché quella era la società di allora. E un altro tipo di lavoro che ci comportava diverso impegno era il servizio autoletiga in sostituzione del 118 che non esisteva. Ecco, questo per dire com'era il mondo in quel momento. Nell'83, in quel periodo, anni 80, è avvenuto una cosa che è spiegabile, c'è stato un decentramento produttivo. Il boom Economico, quindi calzaturifici, tessili. E naturalmente questo ha significato anche a tutta una serie di interventi diversi rispetto a quelli che avevamo conosciuto prima. La società agraria se ne stava andando e arrivava il boom economico, l'industriale. Voi avete dovuto e quindi abbiamo dovuto adeguare anche l'organizzazione a quello che stava venendo avanti. Io ricordo che in questi periodi, in questi anni, noi avevamo un incendio di capannone del calzaturiero nella zona di Montebelluna a Castelfranco una volta ogni 10 giorni, una volta alla settimana, tanto per capirci. Perché anche noi eravamo un po' stili cinesi. Perché le norme antincendio non venivano rispettate, eccetera, eccetera. Però ecco, questo poi è servito anche per gli imprenditori. Poi è servito per gli imprenditori, è servito per noi, per tutti gli enti che in qualche modo sono coinvolti rispetto alla sicurezza. Quindi voi siete un po' anche sentinella di una società che cambia. E proprio per questo io mi ero chiesto una cosa. Adesso torniamo in studio con il nostro Andrea Basso e Roberto Durigo. Volevo farvi vedere delle immagini davvero particolari. Sono all'inserto 17 e riguarda due luoghi. Il primo è lungo, sono un po' rovinate, però guardatele anche se saltano un po', perché questa è la caserma Sant'Antonino, è la storica caserma dei Vigili del Fuoco e tra le altre cose mi ha colpito, no? Adesso tra un po' verranno fuori le macchine, questa sì, diciamo così, aveva già dei problemi quando vengono girate queste immagini. Ecco, una cosa che mi ha colpito, al di là è l'ambulanza, l'ambulanza adesso me l'ha spiegato, cioè voi avevate l'ambulanza perché facevate 10-15 interventi al giorno con l'ambulanza. Addirittura i pompieri facevano anche questo. Sì, facevano. E appunto poi vabbè, il presidio era quello che era, ecco, era già insufficiente a quel tempo? Ecco, rispetto al presidio era un vecchio convento, da quello che mi si è raccontato, al quale erano state aggiunte le autorimesse, vedete gli spazi adesso nuovi. Vi faccio vedere invece un altro posto, vada avanti. Vediamo se lo riconoscete. Ed è quello del 94, quella caserma nuova forse? Esatto, bravo, questa qui è l'area dove adesso c'è la caserma nuova, questo è un pezzo di Treviso che è completamente cambiato. Su questa cosa c'è da dire che quella caserma di Sant'Antonino aveva degli spazi inadeguati, erano non decorosi, e questo significava lavorare male anche all'interno della sede di servizio, perché ci sono tutta una serie di attività, di laboratori, piuttosto che di impegni nelle autorimesse, eccetera. È completamente diversa quella. E quindi c'era una difficoltà oggettiva a lavorare in quelle condizioni. Oggi, a distanza di 40 anni, possiamo dire che tutte le sedi del Trevigiano sono adeguate, con esclusione dell'aeroporto che è rimasto quello dell'allora. Bravo, proprio per questo, allora, Sergio Zambon. Vediamo, ed è per certi aspetti una vergogna, me lo lasci dire, ho visto quello che c'è attorno all'aeroporto. L'inserto è il 14, facciamo sempre commentare. L'inserto 14, vediamolo insieme, perché queste sono le immagini dell'aeroporto. E in particolare delle macchine che avevate e dei luoghi dell'aeroporto di San Giuseppe di Treviso. Uguale identico adesso. Qui siamo, giusto perché lo sapete, qui siamo nel 1981. Queste macchine qua non ci sono più. Che andavano a schiuma queste, perché schiuma. Ci sono i mezzi aeroportuali che utilizziamo. Scusate se l'immagine è un po' così, ma le abbiamo voluto recuperare perché credo che siano pezzi di storia che macchine poi e poi qui ci sono anche i mezzi militari, cioè com'è che funzionava? Avevate anche un supporto militare, perché questo era no?
Facevate tutto voi? Cioè anche, noi andavamo in supporto ai militari. I pompieri davano supporto ai militari? Sì. È interessante. Mentre lì, ad esempio, il presidio, cioè lì c'è sempre gente che dorme 24 su 24. Sì, è a tutti gli effetti un distaccamento aeroportuale. Ci sono persone che fanno servizio H24 perché in caso di intervento nella sede aeroportuale la cosa deve essere svolta sul giro di 14 secondi, mi sembra, l'attacco all'incendio, e quindi c'è la necessità di una presenza continua. Anche qui c'è stata evoluzione, nel senso che i colleghi dell'aeroporto adesso danno un contributo, visto che di notte i voli non ci sono, adesso danno un contributo serale anche alle attività che facciamo dopo le 11, alle attività che facciamo normalmente per le strade. C'è da dire che in questi anni anche in aeroporto le cose sono cambiate, arriverà la nuova sede, spero Borghetto, io ne ho sentito parlare. Speriamo. Sono fiducioso di questa cosa perché sono fiducioso anche, sono stato fiducioso anche per Montebelluna, per Conegliano, per Vittorio Veneto, e tutte le sedi puntualmente sono arrivate grazie anche ai comandanti che si sono succeduti in questi anni. Devo dire che c'è stato un miglioramento totale. Avere una sede adeguata vuol dire avere laboratori, spazi e anche, diciamocelo, cioè se la sede attuale, cioè guardate l'aeroporto com'era, l'aeroporto è completamente cambiato, anche la pista è completamente cambiata. Siamo arrivati, la notizia di questi giorni, ad avere addirittura, abbiamo un numero di voli che dovevano arrivare nel 2029, siamo già arrivati a soglia, quindi vuol dire che è un aeroporto che lavora tantissimo, e quindi è ovvio che l'aeroporto deve avere un'adeguata struttura di sicurezza e la gente deve stare in maniera adeguata. Tieni presente, Lucio, che la classe dell'aeroporto dipende dai mezzi antincendio che ci sono all'interno. Treviso, tra le altre cose, è uno dei 3 aeroporti a livello nazionale che dentro ha un simulatore, cioè proprio un aereo, una porzione di aereo dove i vigili del fuoco possono simulare interventi all'interno E tutto questo nelle vecchie strutture, quindi? No, fuori nella struttura aeroportuale. Quindi speriamo che al più presto mettano a posto questa cosa. Allora, quanto tempo ho ancora? Posso permettermi 4 minuti. Allora, su questi 4 minuti vi faccio vedere un pezzo di Vigili del Fuoco in attività nell'82, l'inserto il numero 21, lo commentiamo velocemente, perché poi ho una piccola chicca che ci riguarda indirettamente, riguarda voi e anche noi. Allora, le immagini, appunto dicevamo, è l'inserto il 21, qui ci sono, ecco, voi abbiamo parlato di fuoco, abbiamo parlato di aeroporto, ma voi naturalmente ci siete in mezzo anche con l'acqua, in questo caso ci sono state appunto delle esondazioni, e in quel caso anche lì l'attività, anche in questo caso c'è come dire, ogni volta che si affronta una cosa, ogni volta Borghetto ha iniziato a dire che abbiamo migliorato i precedenti infortunistici, oggi i vigili del fuoco non vanno vestiti da incendio verso l'acqua, ma vanno vestiti autoprotetti, si chiama autoprotezione acquatica, siamo vestiti adeguatamente per andare appresso a un intervento di questo genere, migliorato tutto quanto. Ecco, quando poi voi arrivate in queste case dove c'è il disastro, una delle cose che fate naturalmente è portare conforto alla gente, immagino. Assolutamente perché, sì. Qui credo che siano le vostre autopompe in attività. Stiamo probabilmente tirando fuori acqua da qualche scantinato. Quindi voi vi cambiate a seconda del tipo? Assolutamente sì. Se dobbiamo fare soccorso, allora noi la prima cosa che facciamo è soccorso, per cui andiamo verso le persone per soccorrere le persone, per cui è la vita che ci interessa. La seconda cosa per cui esiste il Corpo Nazionale sono i beni, cioè cerchiamo di salvare i beni. Ultimamente parliamo anche di ambiente, per cui oltre alla vita e ai beni parliamo anche di ambiente. Devo dire che la squadra per l'incendio è quella di Vigili del Fuoco, ma se pensiamo a un incidente stradale, la squadra oggi è Vigili del Fuoco 118, Forze di Polizia, per cui diciamo che ci siamo integrati molto anche con le altre organizzazioni. E se vedo acqua mi viene in mente... Ecco, qui invece è un incendio del Silos, e questo è un altro dei classici. Questi erano un incendio che andava molto negli anni di Borghetto. Eccoli qua. Negli anni 80. Diceva appunto, Sergio, dicevi di questa sinergia con le altre... Sì, importantissimo. Sì, io un sogno nel cassetto sarebbe quello che 118 Vigili del Fuoco lavorassero insieme quotidianamente, nel senso che se penso agli incidenti stradali,
tra le altre cose Borghetto parla, no, del futuro e noi siamo orientati al futuro. Oggi c'è la necessità ad esempio di capire qualcosa di più sulle macchine elettriche e come intervenire, sulle macchine a GNC, a GNL, mi viene in mente l'autobus che ha preso fuoco in tangenziale, per cui insieme con le altre organizzazioni... GNC, GNL a caso non sono cos'è? È gas metano liquido o gas metano compresso. Sono tutte chiedo scusa, ma... No, hai ragione, sono tutte le nuove tipologie di carburanti che abbiamo e per cui dobbiamo studiare, perché se ci sono nuovi carburanti e nuove macchine... E poi scusa, c'è un altro aspetto, le qualificazioni che oggi ci sono e che una volta non c'erano, dal soccorso acquatico al SAF, al soccorso alpino fluviale, NBCR, eccetera, eccetera, cioè tutte specializzazioni, alte specializzazioni che abbiamo sviluppato in questi anni. Allora, l'ultima parte vediamo un po', ed è un pezzettino velocissimo, l'inserto è 19 ed è una troupe di Antenna 3 che corre dietro a un'autopompa dei vigili del fuoco, ma presa al momento, quindi sentite il commento dentro l'auto. Avete commesso un'infrazione allora? Vediamolo insieme, l'inserto è 19. Dai una sonora, magari. Dai una sonora. Quando si va a Macerata però. Questa è cronaca! Sfidare tutto il traffico, andare da Dio. Questa è cronaca! Speriamo caso che sia quello del Beo. Sarà un incidente, cazzo. Stai filmando? Sì. Ah, giusto, aspetta. Per l'audio sì. Tieni ancora Andrea. Ecco, sentite adesso. Signora, cosa c'è? Cosa c'è? Non è successo assolutamente niente. Quante volte vi capita di arrivare in un posto con un'emergenza e poi... No, non tantissime volte. Diciamo che adesso c'è un filtro già a livello di sala operativa e anche, devo dire, c'è molta serietà da parte dell'utenza. Muovere un camion di vigili del fuoco è anche creare un pericolo, no? E per cui sotto questo punto di vista siamo molto accorti. Però quindi noi abbiamo fatto un'infrazione, quella volta stavi dietro. Bene. Penso di sì, non so il codice com'era allora. Vabbè, lasciamo stare. Ok, grazie a Borghetto, grazie a Zambon, grazie per averci raccontato il vostro presente e anche il vostro futuro, il nostro futuro perché voi siete parte di noi. Adesso un po' di pubblicità e poi ci trasferiamo a Riese Pio X con il Papa. Era il 15 giugno 1985, benvenuto Sindaco Guidolin. Lei aveva la bellezza di 6 anni. 6 anni che avrei fatto il giorno dopo. Buonasera a tutti. Allora, vedendo queste immagini, Riese Pio X, quello è il parco di Villa che non era ancora neanche municipio a quel tempo, divenne più tardi mi pare municipio. In verità era appena diventato municipio, era stato acquistato l'anno prima e... Però non era ancora... no, in quei mesi era appena diventato in verità, anche in quei mesi era appena cambiato da vecchio municipio a Villa Eger come municipio, era il 15 giugno dell'85, insomma, una data rivedendo queste immagini, quella Riese è un po' cambiata. È un po' cambiata, il parco è un po' cambiato, già qua fa un po' specie vedere gli alberi un po' più bassi, vedere un
un parco più spoglio di quello attuale e naturalmente adesso non si vede in questa immagine, ma chiaramente è una Riese diversa da quella dell'85. Allora, proprio per questo noi l'abbiamo convocata, perché sabato scorso lei ha avuto questo incendio che per fortuna è rimasto circoscritto, perché c'è stata l'opera dei vigili del fuoco importante che però ha fatto pensare che un'attività dentro il cuore del paese possa essere, diciamo così, sì, possa creare qualche problema. Ovvio che è un'attività storica, la ferramenta ha più di un secolo e quindi naturalmente va preservata, però perché l'abbiamo convocata? Perché vogliamo farle vedere la Riese degli anni '80, che lei sicuramente non si ricorda, perché nel 1980 aveva un anno, sì. E poi per vedere insieme magari quale può essere la Riese del futuro. Ecco, questa è la Riese del 1980, avremo piacere che un sindaco che non l'ha mai vista la commentasse. Ad esempio l'albero sulla destra c'è ancora, se non sbaglio, la chiesa naturalmente non è cambiata di molto, però diciamo che insomma i suoi 40 anni, ad esempio questo. C'è ancora, diciamo che l'impianto urbanistico è quello soprattutto se parliamo del centro storico, è chiaro che magari qualche attività è cambiata. Sì, ad esempio la prima attività che noi vediamo che è cambiata, non so, guardando così non è cambiato molto. Non è cambiato molto. Anche come attività? No, perché Gaetan c'è ancora, Norio c'è ancora. Il municipio non è... Ma questo ad esempio adesso cosa è diventato? Questo è diventato la biblioteca, è un centro culturale, è stato restaurato, è stato quindi rivisitato ancora anni fa e appunto ospita la biblioteca. Guarda qua, effettivamente il centro del paese non è molto diverso, c'è qualche edificio che ha magari un intonaco diverso, però l'impianto rimane molto riconoscibile. Ecco, la cosa che mi ha colpito rivedendo questa immagine al di là appunto del municipio è l'attuale municipio che insomma aveva bisogno di un discreto diciamo, intervento. Perché avete deciso quella volta? Perché è stato deciso di passare proprio il municipio dall'altra parte? Credo francamente credo che sia stata una scelta anche di cuore il paese, tra l'altro nel Banca Popolare, quindi qua si vede la differenza molto probabilmente. Il municipio la sede del municipio era una villa storica del centro di Riese, Villa Eger, già Gradenigo del Settecento, ma che nasce sul sedime di una precedente palazzo e molto probabilmente di quello che era il Castrum Resi, quindi un luogo storico nella storia di Riese, quindi è il centro storico di Riese, per cui anche da un punto di vista di identità secondo me è stata una scelta corretta portare tutto là, con tutte le difficoltà, la bellezza che una sede del genere dà e il valore che dà all'ente pubblico, ma con tutte le difficoltà del caso. Però possiamo dire che insomma tutto sommato in 40 anni non è granché cambiata il paese. No, e credo che questo sia un punto di valore insomma, per il paese. È chiaro che ci sono alcuni edifici che vanno ripresi, vanno appunto rinnovati e non sempre è semplice. Vedo anche il cartello della marcia di Beppi Sarto che Laura ha avuto circa 10 anni di età, perché è intorno metà degli anni 70 ed è tuttora una manifestazione. La cosa mi ha colpito che quest'albero qui è rimasto, sostanzialmente sono tutti gli alberi che sono rimasti. Quello si tratta di l'albero storico su cui abbiamo fatto un intervento lo scorso anno, è una sofora. Ecco, questo invece è la Barchessa. Questo è l'edificio che ha subito il restyling maggiore, è stata restaurata nel fine anni 90 per il Giubileo, quindi con i fondi per il Giubileo, ed è diventata adesso un ostello e poi ospita varie strutture. Mentre qui la ferramenta, cioè diciamo così, l'attività è quella che appunto quelli sono gli appartamenti della famiglia e sotto c'è l'attività che è appunto un edificio ricostruito dopo un incendio negli anni 60. Quindi è già la seconda volta che... Purtroppo è la seconda volta. Senta, adesso invece le chiedo faccio un po' di lume, perché noi abbiamo trovato a Riese, chiamato come Riese Pio X, questo luogo, l'inserto di 16 con il nostro Andrea Basso la regia, ed è un luogo che io francamente non ricordo, vediamo se riusciamo a vederlo insieme, si parla di una fonderia, eccola qua.
Fonderia, sì, Fove. Questo è uno dei primi nastri che abbiamo, si vede che sono un po'. Però mi ha incuriosito molto, ma dov'è questa cosa? Io non ho proprio. Questa era nella zona industriale, una delle zone industriali di Riese, Balegante, adesso non esiste più, però è una delle attività storiche Era di proprio Riese. fonderia, insomma. È proprio fonderia, quindi vedo che non erano anni di grande gioia. No, perché sono gli anni in cui c'è un po' di crisi economica, alcune aziende chiudono, quindi siamo ancora ben prima della delocalizzazione, attenzione, sì. siamo al primo. Però mi faceva specie il fatto che ci fosse stata una fonderia a Riese, pensavo che fossero ben altre attività, invece allora proprio quindi nella zona industriale dove adesso c'è per spiegarlo ai nostri telespettatori. La zona verso Vallà, verso dove? No, la zona industriale Vallegante è a metà strada tra Riese e Loria, nella località di Cendrole, e quella è l'area principale nostra, l'area industriale principale, e la fonderia era appunto lì, adesso tuttora ce n'è un'altra, però chiaramente non è non nella sede della Fove, non c'entra niente con la Fove, ma ha svariati tipi di attività che per fortuna, grazie a Dio, stanno lavorando bene, quindi siamo fortunati. Volevo capire, ma allora Riese comunque ha sempre cercato di stare tra il paese e le attività produttive intorno. C'è stata una progettualità, secondo lei, prima da parte dei suoi predecessori su un disegno dell'abitato, oppure diciamo così è stata vittima, come molti altri paesi della Marca, del capannone selvaggio? No, devo essere sincero, tutto sommato Riese ha due aree industriali ben delimitate, una appunto tra Riese e Loria, a confine tra i due comuni, e l'altra tra Riese e la frazione di Vallà. Ed è stata abbastanza ben organizzata negli anni questa distribuzione urbanistica, che ha conservato gran parte anche del territorio, che poi, come gran parte del territorio veneto, è a vocazione rurale, per cui credo che dal punto di vista urbanistico Riese soffra meno di altri paesi quella che è il concetto di città diffusa, quindi di mancanza di spazi. È chiaro che però non siamo anche noi figli della nostra terra, e questo una certa mancanza di organizzazione comunque c'è stata anche a Riese. Vi dico questo perché adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi torneremo sentendo un suo predecessore che parla proprio del piano regolatore, cioè della Riese del futuro e il servizio del 1991, dopo la pubblicità. È stato approvato dalla Regione e pubblicato nel BUR martedì scorso il nuovo piano regolatore generale del comune di Riese Pio X. Ad illustrare al microfono di Cecilia Bernardi i punti salienti dell'importante strumento urbanistico, il primo cittadino di Riese, Guido Pellizzari. Sentiamo. Innanzitutto vorrei esprimere una grande soddisfazione per l'approvazione definitiva del piano da parte della Regione, perché era uno strumento urbanistico molto atteso da tutta la popolazione, perché prevede particolari innovazioni sulla pianificazione del territorio comunale. Per esempio prevede la costruzione di circa 2.800 stanze in più, pari a circa 600-700 nuovi appartamenti o nuove case rispetto al vecchio piano di fabbrica, e ci sarà quindi un grande rilancio dell'edilizia in Riese, con grande vantaggio delle attività produttive e commerciali. È un piano che si ispira fondamentalmente su 5 criteri fondamentali. Il primo è il criterio dell'autocostruzione, cioè sarà data ai cittadini la possibilità di costruirsi la casa su terreno di loro proprietà. In secondo luogo c'è un altro principio fondamentale, quello della perequazione volumetrica. In alcune zone centrali del comune dovranno essere cedute delle aree per realizzare gli standard obbligatori per legge, cioè le piazze, i parcheggi, le aree verdi. Però questo criterio non danneggia il proprietario, in quanto colui che cederà l'area avrà sulla parte rimanente, che resterà di sua proprietà, la possibilità di edificare con un rapporto molto alto. Poi abbiamo il criterio delle attività produttive, che sono state tutte riconosciute.
le zone artigianali e industriali sono state recepite dal piano, le altre che sono fuori di questi perimetri potranno usufruire di ampliamenti pari a circa il 60% della cubatura e della copertura oggi attualmente esistente. Il terzo criterio è quello dei piani particolareggiati. In alcune zone dei centri storici saranno redatti dei piani attuativi che consentiranno un miglioramento dell'arredo urbano. Un altro punto fondamentale è il riconoscimento e tutela dell'ambiente. Il piano regolatore si ispira perfettamente a quelle che sono le direttive del piano territoriale e regionale di coordinamento. Tradotto? È successo così poi? Siamo nel 2019. È un'altra epoca storica dal punto di vista urbanistico e effettivamente c'è stato un grande boom edilizio a cui è andato incontro Riese negli anni 90 fino agli anni prima della crisi, così come tutto il territorio, è il boom edilizio che tra virgolette stiamo ancora pagando, sia da un punto di vista di ripresa del mercato edilizio appunto, ma anche proprio da un punto di vista ambientale ed urbanistico. Noi sono cambiati completamente i paradigmi, insomma, di visione del piano. Probabilmente all'epoca c'erano ad esempio diceva la perequazione con le piazze eccetera, poi è successo questo? Adesso non so se lui si riferisse a degli interventi specifici. È chiaro che tuttora esistono gli standard da cedere al comune, al pubblico, ovvero sono gli spazi verdi, i parcheggi. Alcuni principi basilari sono rimasti gli stessi. È chiaro che noi adesso col nostro non esiste più il piano regolatore ed è già il primo dei grandi, esiste il piano di assetto territoriale, quindi due strumenti urbanistici, il piano di assetto territoriale e poi il piano degli interventi, che possiamo definire quello che era il piano regolatore, quello che regola poi gli interventi sul piano pratico sul territorio, e là noi abbiamo chiaramente delle esigenze diverse rispetto a quello che erano di 30 anni fa. Non abbiamo grandi esigenze di aumentare le volumetrie, esiste il piano casa della regione che adesso non si chiama più piano casa, esiste la nuova legge sul consumo di suolo, e quello a cui noi puntiamo è molto di più invece la salvaguardia del territorio, pur andando incontro a quelli che sono gli interessi delle famiglie delle nuove famiglie che devono nascere, però con un occhio di riguardo a quello che è il futuro del territorio, quindi esigenze diverse. Torniamo all'RVM mutuo di Riese degli anni '80 e pensiamo alla Riese dei prossimi anni, giusto per capire, guardando il passato, quale può essere il futuro? Allora, qua ho visto qualche differenza, soprattutto per quanto riguarda un edificio. Credo che la grande sfida di Riese e dei centri storici sia legata proprio alla sopravvivenza dei centri storici, alla vivacità dei centri storici. Dobbiamo fare un'analisi che non è solo legata alla vivacità o meno culturale o di manifestazione di un paese, ma a quello che è stato il grande cambio dell'assetto commerciale negli ultimi 30 anni, la grande distribuzione in primis, e adesso da qualche anno e ancora di più in futuro la distribuzione online, la vendita online, hanno cambiato del tutto quello che erano i parametri di vendita, quindi molte attività devono cercare di rinnovarsi all'interno di questi di questo nuovo mondo che è nato e che sta andando avanti. Quindi io credo che si deve andare sempre di più verso una specializzazione delle attività e un'ottimizzazione del servizio. Quindi per che i centri restino vivi, l'amministrazione comunale deve fare la sua parte anche nel ridare decoro a quelle che sono le aree magari più... E qui ad esempio il turismo come potrebbe funzionare? Ad esempio case vacanze, ad esempio, perché voi siete poi al centro di un'area che storicamente è fondamentale, certo. A 2 passi avete come dire, il mausoleo Brion, a 2 passi avete una top di Ville Venete, voglio dire,
Tra l'altro volevo far notare una cosa, nel servizio la Banca Popolare era già diventata Banca Popolare di Castelfranco, poi è diventata Popolare di Vicenza, tra l'altro, e poi adesso non so cosa c'è. Adesso cosa c'è qua? A fianco c'è un'altra banca che è l'Unicredit, ma là c'è un negozio di scarpe, quindi precedentemente era un bar, poi è diventata la Banca Popolare. Il turismo è un tema molto importante a Riese, anche se credo che negli anni il paese non si sia strutturato per essere ricettivo in questo senso, forse qualche treno è stato perso. Noi abbiamo fatto ripartire l'Ostello, appunto, che era la barchessa che abbiamo visto prima, e sono partite una serie di attività private che ha fatto sì che da 3.300 presenze nel 2012 si è arrivati a fine 2017 a 8.800 presenze. Quindi è cresciuto è cresciuto e crescerà, perché poi si parla solo di turismo religioso, che è un po' il nostro fiore all'occhiello. Ma c'è il paese dei 2 papi, perché direi anche 3, perché pochi sanno, ma anche Papa Ronchella, quando ancora non era Papa, quando era patriarca, è venuto in visita, quindi almeno 3 papi sono passati. Insomma, speriamo ne passi un quarto, però le vie del Signore sono infinite, magari passano per Riese, ma sono sempre infinite. E quindi noi dobbiamo puntare su quelle che sono le nostre peculiarità, sia da un punto di vista religioso, tra l'altro. Comunque il turismo insomma tira. Il futuro allora potrebbe essere più industriale o più turistico per Riese? Secondo me una cosa non esclude l'altra, ambedue. Diversificare rende più stabile un'economia, a mio modo di vedere. Senta, siccome il tempo sta volando via, io volevo farle vedere un'altra cosa curiosa che così i suoi cittadini ricorderanno. Siamo nel 1981 ed è una cosa particolare di ogni comune nostro, è la caserma dei carabinieri. Allora, l'inserto numero 20, così si guarda un sottosegretario davvero particolare, trevigiano, che presenzia alla inaugurazione che è tuttora, se non sbaglio. Sì, l'abbiamo ampliata da 3 anni. Quindi... Ma ha colpito il fatto che, cioè, proprio anche con la banda dei carabinieri. Ma le inaugurazioni sono sempre un momento molto importante, hanno tutta una loro dinamica. Ecco, qui appunto abbiamo poi li riconosce qualcuno, perché poi sono volti suoi. C'è il prefetto Scivoletto, cioè qui proprio andiamo indietro negli anni, poi non so se riconosce qualche volto. Sì, questo è Mario Gazzola, Sergio, sì, ne riconosco. Quello è il sottosegretario Marino Corder, poi insomma qui abbiamo il comandante provinciale, che dà proprio anche l'attento, dà anche gli onori proprio. Wow. Sono bellissime immagini. Sì. La caserma è del 1904 ed è stata istituita all'indomani della nomina della salita al soglio pontificio di Pio X, quindi ha ritenuto anche per prestigio del paese. Quindi questa in realtà è stata inaugurata dopo che è stata ristrutturata, poi l'avete ristrutturata? In verità no, la caserma è in un'altra sede, questa è proprio sede ex novo, prima era... quindi questa è l'inaugurazione della nuova sede? Della sede attuale. Anche se i carabinieri hanno la loro caserma già dal 1904. E ne impariamo sempre. Allora, intanto, continuando a vedere le ultime immagini di Riese, come se la immagina la Riese del futuro, dicevamo? Più turismo e poi le attività produttive, ad esempio, tutti si domandano, la ferramenta tornerà a stare lì e come ci starà? Allora, in questi giorni noi stiamo parlando con i proprietari che hanno voglia di ripartire, stanno capendo come ripartire, quindi potrebbe essere, visto che la parola crisi in greco significa cambiamento, partono da questa crisi per un cambiamento probabilmente dell'assetto, ma starà a loro vedere come ripartire. Come piacerebbe al sindaco, magari invece di fare il magazzino, fare, che ne so, una casa vacanze? Non necessariamente. A me interesserebbe che l'attività commerciale rimanesse là. Più che altro io credo che un'amministrazione deve dare il filtro per guardare il futuro ai propri cittadini, cioè la speranza e l'ottimismo verso il futuro. Io credo che in questo momento, e lo dico anche quando faccio incontri con i miei cittadini, sia un paese in cui si viva bene, si può dire si vive bene. Dopo, quanto riguarda la sicurezza e l'economia, è chiaro che tutto è perfettibile, però dobbiamo partire dal punto di vista oggettivo di quella che è la nostra situazione. Quindi secondo me a Riese si sta bene, è un paese vivace e che può
può continuare a crescere. Il fatto che ci siano tante aziende che anche in questi anni hanno fatto da ammortizzatore sociale, scusate, negli anni della crisi, ha fatto sì che il Paese non abbia subito grosse ripercussioni da un punto di vista sociale, e questa è una forza della comunità. Abbiamo una comunità ricca di associazioni, e quindi partendo da questa base dico io vedo un Paese che continua a crescere. Sarà nostra intendo come comunità, non come amministrazione, cercare di andare verso un futuro che sia sostenibile, e quando dico questo penso anche all'avvento della superstrada pedemontana veneta, che sicuramente porterà dei grandi cambiamenti al territorio. Non dico che saranno negativi o positivi, andranno gestiti, perché sicuramente nel tempo andranno a cambiare l'assetto urbanistico del territorio. Diciamo che l'impianto rimarrà così. Continueremo i prossimi 40 anni, quando ci vediamo e vedremo le immagini. I centri storici sì, assolutamente. Su questo spero proprio di senso. Va bene, ringraziamo il sindaco di Riese Pio X, Matteo Guidolin. Grazie a voi. Speriamo che arrivi un quarto Papa a questo punto. 3 sono già passati. Le porte sono aperte. Le vie del Signore sono infinite. Noi a questo punto ci fermiamo qui. Grazie a tutti voi per l'attenzione. E come sempre ci vediamo venerdì prossimo, arrivederci.